Le ordinanze in merito allo smog devono essere attuate dai singoli sindaci. È categorico e chiaro l'assessore regionale Federico Caner, che risponde al primo cittadino di Treviso Giovanni Manildo, che chiede invece alla regione l'assunzione di responsabilità. La Regione Veneto è stata, assieme alla Regione Lombardia, le uniche due che a livello nazionale hanno dato delle linee guida di intervento in un tavolo di confronto assieme, tra l'altro, ai 7 sindaci dei capoluoghi. Un tavolo al quale era seduto anche il sindaco di Treviso. La regione non può obbligare ad intervenire nessuna amministrazione comunale, deve pensarci, il comune di Treviso ribatte senza mezzi termini. Il presidente dell'ANCI dice che il potere sta in capo, deve stare in capo ordinatorio ai sindaci e lo ha ribadito più volte. Quindi noi come Regione Veneto ci siamo limitati, come la Regione Lombardia, a dare delle linee guida di intervento e poi sta ai singoli sindaci decidere se attuarle, come attuarle e quando attuarle. Quindi la trovo una polemica inutile e penso che il sindaco dovrebbe invece occuparsi di capire come applicare sul territorio queste linee guida con la facoltà che gli è stata lasciata proprio perché è stata richiesta dall'ANCI nazionale. Un botta e risposta che sembra non voler finire. Intanto, grazie alla pioggia di queste ore, lo smog potrebbe diminuire, ma questo non cancellerebbe in ogni caso il problema sollevato dal sindaco di Treviso.